Se devo dipingere un corpo di donna, prima ne cerco le linee essenziali, come potete vedere. Il fascino, la grazia, la leggerezza sono sensazioni fugaci, fuggitive, come quelle degli impressionisti. Poi il colore e l'insieme deve esprimere equilibrio, purezza, tranquillità, come un calmante cerebrale. D'altronde, seriamente, dare ordine al caos è creazione. Nacqui a Château-Cambrésis il 31 dicembre 1869. Studiai giurisprudenza e nel 1892 entrai all'École des Beaux-Arts. Maestro era Gustave Moreau, mentre ero praticante avvocato. Volete sapere perché iniziai a disegnare? Per rendere visibile l'emozione che mi comunicava la visione di un corpo femminile, per cui la mia prima opera fu una natura morta. Con Dessert esposi alla Société Nationale. Era il 1897. Fu merito di Safi, il mio cane. O il fatto che mi staccai dal divisionismo e con lui iniziai il Fauve, la bestia, e fu un'altra musica. Colori in libertà, verde, vermiglio, viola composto, giallo e arancione in vibrazione. Le odalische mi si fissarono nell'occhio della macchina fotografica e tornato le dipinsi come in Marocco mai avrei potuto. Più parigine che mediterranee. Andai anche a Tahiti, nella natura selvaggia. Chiesi se ricordavano quel ribelle di Gauguin, buio, eppure lasciò un figlio. Le donne, niente d'esotico, vanno al bar, prendono l'aperitivo, parlano di moda e sognano Parigi. Per cui dipinsi foglie in profusione a New York. La prima volta la vidi come un blocco nero ed oro e dal 10° piano la luna pareva più vicina, così le stelle, ed Icaro dal cuore di fuoco avrebbe voluto volare e poi cadere, poverino, come i sogni. Ti svegli al mattino e sono frammenti confusi di un puzzle che non potrai ricostruire. Un mattino, una finestra sul mare, in Marocco, mi fece meditare sulla capacità dei contrasti di luce. Creano prospettive senza geometrie. Se poi ci aggiungi anche uno schizzo di femminilità, diventa danza, la cura migliore anche per un re triste. A proposito, mi impegnai nello studio del violino con la gioia di un bambino, perché si dovrebbe crescere senza invecchiare dentro. Mia moglie, donna paziente, donna intelligente, mi seguiva nei viaggi fisici e mentali. Danzammo sempre in due. La lezione di piano appartiene ad un periodo triste. Ero a Nizza, malato di bronchite, ed a nord infuriava la guerra. Per un mese piovve, poi il Mistral scacciò le nubi, il cielo si aprì e decisi di viverci praticamente tutta la vita. Fu attorno a quegli anni che incominciai ad usare il nero puro come un colore luminoso e non come ombra. Anzi, su di esso si possono specchiare o riflettere i più svariati oggetti. Quale delle due finestre s'accompagna meglio alla luce? Quando iniziai con la danse,
Ero deciso da abolire ogni sfumatura, ogni ombra, così come feci con la musique. Ora basta con i ricordi. È tempo di improvvisazione, di jazz, al circle o dove preferite. Seguite il ritmo. Lei, noi, io dentro lei, sono quello pallido. Riposiamo dal 3 novembre 1954. Vi capitasse di passare per Vence in Provenza. Vi suggerisco una visita alla cappella di Santa Maria del Rosario. Per devozione e per curiosità. La progettai e decorai con amore perché l'aldilà possa essere un nero luminoso.